Parliamo di questo importante giorno per Militello Rosmarino. Ma ogni venerdì santo per noi è una ricorrenza particolare, una processione molto sentita, si procede a passo lento proprio per stare a significare quello che è il percorso che il nostro Signore fece fino al Calvario. La presenza delle Maddalene è veramente molto coinvolgente e sono felice che, sebbene sia un evento religioso, richiami comunque tanta gente che grazie a questa bellissima manifestazione religiosa può conoscere il nostro territorio. Una giornata molto sentita e importante per tutta la comunità di Militello Rosmarino, soprattutto perché è caratterizzata dalla processione del Cristo in croce, seguito dalla Dolorata, dalla Madonna portante nelle mani la corona di spine, i chiodi, e la croce accompagnata da 4 Maddalene che nella credenza popolare sono 4 giovani donne nubili che accompagnano il Cristo per tutto l'itinerario della processione, con il capo coperto, sorreggendo nelle mani un crocifisso e con in testa una corona di spine. Tanti momenti emozionanti, tra questi l'ingresso in chiesa delle Maddalene. Sì, l'ingresso in chiesa delle Maddalene è un momento molto sentito e molto partecipato e vede tra l'altro la presenza di numerosi persone provenienti da tanti paesi limitrofi e non soltanto da questi paesi limitrofi, anche tanti giornalisti e tante testate importanti anche a livello nazionale e internazionale. Parliamo dei giudei invece. I giudei sono 8 persone che si tramandano da padre in figlio, sono dei giudei a volto scoperto e che portano senza alcun cambio per tutto appunto l'itinerario della processione il Cristo in croce. È una tradizione molto sentita nelle famiglie, e queste famiglie che o per in antichità per ex voto o per magari una tradizione, un attaccamento personale o per magari un ex voto, hanno portato il Cristo e successivamente l'hanno tramandato ai figli e ai nipoti o lasciato in eredità anche a parenti, amici. Invitiamo tutti a Militello Rosmarino a vivere questi momenti della Settimana Santa. Sì, invitiamo tutti a vivere questi momenti, oltre che alle processioni, anche alle funzioni religiose, che sono anche abbastanza importanti, e soprattutto invitiamo a partecipare a questa processione delle 5 e a quella che si svolgerà stasera alle 21:30 col Cristo nell'urna e la Via Crucis. Non è dato sapere chi sono le Maddalene, sono 4 donne nubili del paese che per un voto fatto al crocifisso lo accompagneranno per tutta la processione in un penitente silenzio, collegate proprio con 4 funi al crocifisso. Mentre i giudei? I giudei invece sono una figura molto diversa dagli altri giudei che ci sono, che so ad esempio a San Fratello, perché questi ultimi portano il crocifisso perché è tramandato proprio da generazione in generazioni. Infatti il saio che loro indossano viene tramandato da padre e figlio e non può essere sostituito, quindi chi ha avuto la fortuna di ricevere il saio continuerà a portarlo e tramandarlo ai figli.